Autonomia del Veneto, chiediamo al governo che vari subito l'intesa, ha detto stamane il presidente del Veneto Luca Zaia a Roma al termine dell'audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Al centro della discussione odierna l'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Non vengo qui a polemizzare, a me interessa portare a casa l'autonomia, se non altro per un motivo. Vorrei ricordarlo a tutte le forze politiche che in Veneto 2.328.494 leghisti non ci sono, nel senso che tutti hanno votato per l'autonomia. È stato un voto trasversale, devo dire anche a prescindere dalle indicazioni di partito. Noi oggi dobbiamo scegliere se questo Paese deve puntare a un nuovo rinascimento o debba continuare a sonnecchiare nel Medioevo. L'autonomia e il federalismo è il rinascimento di questo Paese. Guardate che alla fin fine è l'uovo di Colombo, guardate che alla fin fine è il nostro muro di Berlino, noi dobbiamo abbattere il muro di Berlino. È il centralismo, toglie responsabilità, deresponsabilizza, non punta alla virtuosità, abbiamo sprechi. Guardate, i cittadini non ci guadagnano nulla dagli sprechi e dalla mala gestione. E non è neanche colpa della mia regione o di qualche altra regione se da noi le cose vanno meglio. Molto probabilmente qualcuno ha avuto un comportamento più virtuoso. Non è possibile che la mia regione non abbia, su 570 comuni, non ha un comune in dissesto e ci sia una regione in giro per l'Italia, ne cito una, la Calabria, che ha un comune su 2 in dissesto finanziario. Non ce l'ho con la Calabria, ma ce l'ho con chi comunque ha portato in queste condizioni questi comuni. E penso che questo sia il nostro dovere, risolvere il problema. L'unica soluzione è l'autonomia. Spero che arrivi la risposta, Presidente Corda, perché i veneti dicono solo che la misura è colma.